Vieni su. Attenzione, siamo qui Eccoci in diretta da Pompei, perché siamo da Pompei, venuti, da Pompei, perché da Pompei. dite sempre che siamo sempre a San Vito al Tagliamento, anche insomma, ieri la puntata dedicata ai sanvitesi nel mondo. Ma siete proprio Quale dei mondo? lecchini, dei lecchini. Mondo- Non mondo c'ero, del calcio, non mondo del c'ero, calcio. non c'ero. Vedi che sti due lecchini, non c'ero io. Oh. Comunque, Infatti dove è stata una siamo? bella Dove puntata. siamo? A Pompei, A no? Pompei, Perché a quindi Pompei. oggi storia, giornata dedicata alla storia. Siamo partiti ieri e siamo partiti ieri Siamo partiti ieri pomeriggio col direttissimo di Italo, non per fare nomi, scusate. Sì, scusa. Occhio. Italo. Ci però- cacciano tra un po', ci Attenzione, cacciano. ci cacciano perché qua delle rovine, bisogna stare in silenzio, Esatto. con un po' di silenzio. Comunque, per farla breve, perché ci abbiamo anche pubblico oggi, ce n'è Aspetta solo che uno. un però- attimo che mi sento alto oggi. Tirati su, va. Comunque, insomma, nonostante questo qua, Mingo, Quale? Ah, il Mingo, Mingo, aspetta, il Mingo guardatelo, della guardatelo. situazione, puoi Guardatelo, venire Mingo, anche in Mingo, alto, aspetta che venga, vengo, venga, senza farmi, senza uccidermi. Mingo. No, ieri il Mingo, Ah no, mi sento basso adesso perché... il Mingo ieri ha portato un po' di sfiga, no? Voleva portare un po' di sfiga, menagrammo d'un menagrammo, e nonostante tutto il Napoli è ritornato Io non ho portato il a figa. più 18. Io non ho Il portato napoletano, sfiga il a napoli- nessuno. è il napoletano, intanto. cosa dice? Ha già vinto lo La scudetto, Lazio- rompe le scatole, dai. La Lazio Ah. ha fatto 0-0, quindi non è approfittato. Volevo fare i complimenti a Berrettini, a Musetti e alla Giorgi, complimenti bravissimi. E anche Perché passi al tennis, e anche stiamo parlando di quest'anno- calcio. E anche quest'anno Sì, Indian appunto. Wells ce lo Cioè, siamo non tolto so, dalle palle. abbiamo parlato Ascolta, ore e ore, cioè 2 minuti in realtà, ma di Oh. parlare seriamente che nello sci c'è una Ecco, oh. campionessa, Michele Sirfi, 87 sette. vittorie ieri con lo slalom, l'aveva detto il Duri ieri. E, Come ha fatto? Fammi vedere. più uguale. Ecco. Uguale. Per me, secondo me, alla prima uscita in pista. Il primo paletto è suo. Il Esatto. primo paletto. Sì, adesso vabbè. Comunque, insomma, complimenti a Michele del Sirifrin, l'Italia di rugby. Ciao. E abbiamo detto Italia-Scozia, ma era Italia-Galles. Vabbè, insomma. Comunque ha Scozia perso. e Galles è la stessa Esatto, roba, dai. comunque Welsh. prossima. Welsh, bravissimo. E quindi l'Italia ha perso. E boh, adesso puoi parlare di Dov'è la tennis. novità? Ah, volevo. Sì, quindi ringraziamo. Però Sinner è passato, Ringraziamo, Sinner è esatto, passato. ringraziamo Berrettini, Musetti, bravissimi, complimenti. La Giorgi. Naturalmente, tutti gli italiani, tranne Sinner, che è l'unica certezza. Ecco, l'unica certezza è Sinner per il nostro Come amico dice Andrea. Esatto, l'unica certezza Che è Sinner, che è salutiamo. riuscito a sconfiggere Gasquet, che ormai è in culla capite, no? Boh, ma è un po' anziano. Appunto, è in culla ormai, cioè, sta cercando gli ultimi colpi del suo tennis, ma c'è da dire che non siamo all'altezza di questi tornei di americani, no? A Indian Wells non si possono fare queste figure qua. Quindi lunedì gioca Sinner, ho visto. Lunedì vero? giocherà Sinner, contro certo. Mannarino. Vabbè, Mannarino che ha sconfitto. che ha Cosa ti sconfitto avevo Musetti. detto? Cosa ti avevo detto su Mannarino? Che contro Musetti sarebbe stato un contro la favorito, Mallaia gioca? ed è comunque un 33enne ormai, anche lui verso le soglie del tramonto. Guarda che Scusa, c'è gente che ci aspetta, fate Contro la veloci, Mannaia, dai. Guarda che ci Non lo dicono so, dalla regia Manna- di stringere. Man- Salutiamo il Mannaia Peg. no. Peg, Ciao, vieni, Peg. Peg, vieni in diretta? O sei ancora... Nel mondo dei sogni. No, lui è l'unica certezza che non è in diretta con noi. L'unica certezza, non ne vuole. Io lo invito. Comunque, insomma... Se già ci vediamo piccoli, se viene lui siamo fregati. Allora, abbiamo detto del calcio, abbiamo detto del tennis. Il calcio, non abbiamo detto niente. Il Napoli è fortissimo, ha già vinto lo scudetto. Ragazzi, rassegnatevi. Questo è un campionato proprio che non ha stimoli. Posso perché dire una naturalmente. cosa? Posso dire una Dico, cosa? prego. Allora, parlando seriamente, ieri per la seconda volta ha giocato Samuele Perisà in Sì, Empoli Udinese. l'avevamo anticipato. Avevamo anticipato questo scoop. E ha preso il gol. Non ha è stato Oh, un ma ha giocato autogol. bene, No, però. scherzo. Ha evitato il gol Sì, del è 2-0 vero, di Udoghi. sì, ha fatto bene. Siamo ha fatto contenti per l'Udinese, ma siamo Appunto. contenti anche per Samuele. Samuele. Perché che non Dopo- avrebbe potuto giocare lunedì, guardate che a mezzogiorno c'è Italia. con contro l'Udinese Ucraina. per comprare gli altri? Dopo, un'altra cosa. Sempre Ieri polemico io, quest'uomo, sempre io polemico. avevo, Dobbiamo dare gli erogatori che sono avevo buoni. anticipato una cosa ieri, in diretta. Sì. Una news che era venuta fuori su Sky 24. Sì. Ero in collegamento diretto. Perché- Esonerato Inzaghi. Oh, Ah, no. Quello perché deve... vabbè, lascialo parlare un lascialo attimo, parlare. stiamo parlando seriamente. E ho detto questa notizia, a parte della Schifrin che... Oronzo ho detto, Canà all'Inter. ho detto, c'è stata una carta
che il 23 marzo Sì. verrà fuori Sì. in tribunale. Sì, Il quindi, 23 quale marzo. carta è venuta Carta fuori? Covisoc si chiama, Ah. che Orco. dovrebbe scagionare la Juventus. Orco! E quindi la Addirittura. Juventus è seconda in classifica In attualmente. teoria sì, però tutto da vedere, tutto... Buona Questa domenica era... Antonella. Insomma, ragazzi, la Juve fa e non fa niente, quindi è sempre innocente. Fai disfa, fai ragazzi, siamo eccezionali. E Questo dopo è qua. Bene, dobbiamo anche fargli i stavolta campionati. gli Juventini ce li siamo Dobbiamo giocati. fargli i complimenti al Macamprata perché ieri è andato in A2. Calcio a A 5, cinque, calcio a Macam 5, Prata complimenti ha a Prata. vinto Andremo a bene, Prata molto. allora a festeggiare. Bravo, Andiamo a Prata appena possibile. Una cosa devo dire io, saluto Max che mi ha dato una grande notizia a proposito, Ciao, ciao. sì, non lui, il nostro amico da Cormons. Cormons. Non so se ve lo ricordate, ma era a Udinese Lecce con un altro amico nostro di Sportissimo Mauro, ma comunque la basket Cividale ai playoff, perché con la vittoria Bene. di venerdì a Rimini lui è andato al Pala Eagles, se possiamo chiamarlo sì. così. Quindi complimenti Bene. a Cividale, quindi si spera lei, Bravissimi. la Ma squadra. Pegoraro era in... Ah no, scusa. Pegoraro era, No, non era può in camera da letto, partecipare. secondo me era in camera da letto nudo. quindi No, non no, poteva io non lo so, partecipare. non credo. Non credo L'unica, che- l'unica certezza è che la domenica dorme, questa è l'unica certezza, dai. Bene, direi che abbiamo detto tutto. Quest'oggi cosa c'è? Tanto calcio, ma nulla di forse No. così No, è nulla di così interessante. interessante. Stasera c'è un bel posticipo Vabbè, insomma. da vedere, un Juve Sampdoria, giusto così per Comunque la vedere Lazio, serata. la Lazio contro il Bologna si è dimostrata Sì. non L'avevi all'altezza, detto. l'avevo Ale detto. Udin, vieni in diretta a Sì, dirlo, appunto. vieni in diretta. Ale dai, Udin, Ale su, Udin, su, dai. Peg, muoviti. Ha vinto l'Udinese, giusto? 1-0. Contro Autogol. l'Empoli, autogol, Autogol. pensa a te che culo. Poi c'è altro? Altro Perché no. ci aspettano per il caffè. No, Ah, ci altro aspettano no. per il caffè. Dai. Aspetta. Veloci. Ragazzi, No, buona volevo domenica. dire io Dimmi, due dai, cose, veloce, seriamente, seriamente, dai. seriamente. Adesso Inquadro. io ho scherzato, però c'è da dire questo. Naturalmente noi dobbiamo pensare che in questa stagione il tennis è difficilissimo, ok? Specialmente per i nostri. Perché Mi piace quando fa il serio, sì, Berrettini è proprio. stato fermo un mese e bisogna anche capirlo. Con la sappa. Non avrebbe dovuto farlo, È esatto, stato un mese con la fermo. SAT, per l'amor di Dio. Vabbè. Però non può stare fermo un mese e poi sperare di arrivare in America e fare risultati. Non si possono fare queste cose qua. Quindi io lo invito per l'ennesima volta a riflettere su suo allenatore. Mi dispiace non essere cattivo, non voglio essere cattivo, però Che è? dovrebbe, non lo diciamo, Ok. Santo Padre. Detto questo, Mica sotto- perché purtroppo se vuole continuare a vincere deve fare qualche cambio. Vuoi salutare Simone, visto che dobbiamo fargli un po' di pubblicità? Chi sarebbe? Ma Dai. fantastico, Dai, ma come? salutalo. Dai, non te lo ricordo. No, lo so. Simone, ciao, L'abbiamo Simone. visto l'altro giorno. Ma chi? Simone chi? Scusa, Ma ciao, l'abbiamo Simone. visto l'altro giorno, Ma non lo so. l'aperitivo, ma proprio Ma senza Simone. memoria, Simone. Perché c'è senza- Simone? Dov'è Simone? Non c'è, non so chi pensavo è, fosse ma- lui. Chi è Simone? vabbè. Chi è Simone? È un mio allievo. Dopo... Ma tu dici PIN? Ma buonanotte, no. Buonanotte. Ma ascolta, Diego, buonanotte, qua vicino, siamo dove? Vicino dove abbiamo bevuto l'aperitivo, dai. Simone. Diego, buonanotte. Non lo so. Sì, ciao Simone. Comunque siamo, Bene. vedete qua le rovine Di Pompei. di Pompei, proprio sono delle rovine. Aspetta che mi alzo un attimo sfruttando il Duri. Arrivederci e grazie. Arrivederci e grazie, buona domenica a tutti. arrivederci, Il Duri lo grazie. lasciamo qua nelle rovine, c'è il castello di San Vito. Grazie. Ciao a tutti. Ecco l'unico spettatore, Stefano, sei in diretta. Ciao a tutti. Ciao.